Alberto, qui alle nostre spalle prima c'era una folla di persone per capire il dolce con il dolce, i passiti con i dolci. Alla fine tu hai selezionato i vini, hai organizzato la serata, hai chiamato un esperto, super esperto. Alla fine però, secondo te, che cosa è rimasto a queste persone che hanno partecipato a questa serata? La serata ha avuto un filo conduttore sull'abbinamento cibo-vino, in questo caso passiti e dolci, pasticceria Desideria. Stasera abbiamo un super ospite, anzi lascio a te presentarlo, no? È sempre un piacere presentare Mauro Carosso, responsabile AIS nazionale della didattica italiana, quindi per me è stata una gradita e piacevole sorpresa scoprirti, Mauro. Veramente grazie di aver accettato l'invito di venire a Padova, spero che sia l'inizio di altri futuri eventi. Io prenderei qui due temi che mi sono segnato nel mio taccuino, Sì. no? Lei ha esordito la serata, tema preoccupante. Sì, ma preoccupante perché dolce, io sono venuto da Torino, ma sarebbe stato, come dire, quasi una questione logica venire a parlare di Piemonte in Veneto, allora ero anche più sereno, ecco, devo dire. Preoccupante perché tanti vini dolci col dolce veramente è una cosa impegnativa, no? Una cosa impegnativa, una cosa anche particolare. Vissuta così è stata interessante e carina, anche perché sono vini e cibi che non capitano spesso e con una certa costanza, quindi averli messi insieme ovviamente impegnativo, ma il risultato è stato positivo. Anche perché avevamo 6 passiti campioni, top. Certo, erano 6 vini tre della regione Veneto, ovviamente per diritto di precedenza, quindi il Moscato Fior d'Arancio del Colli Ugani, poi il Recioto di Suave ovviamente, e questo vino particolare che è il Friularo, vinificato in questo dominio di Bagnoli, che davano un po' l'impronta veneta su 3 vini. Poi c'era un piemontese che era il Caluso Passito, un marchigiano, il Verdicchio Passito, e il Greco di Bianco, come dire, del sud Italia, che rappresentava un po' un vino storico che è il Greco calabrese, da Vitigno Malvasia. Quindi devo dire che erano nella loro denominazione l'eccellenza, unita dei dolci studiati, diciamo di buona, di qualità non buona, di alta qualità, e quindi tutto sommato il gioco dell'abbinamento ha funzionato bene, ovviamente considerando l'impegno, perché non è come abbinare formaggio e salame, insomma il salato, diciamo, È preoccupante perché è facile anche un po' scivolare. nelle banalità ho cercato anche di non cadere nella retorica e neanche nella poesia o nell'impatto emotivo, di dire le cose come stavano, e seguendo anche un po' lo sguardo dei presenti, che in qualche modo erano presenti anche al discorso e anche all'assaggio, che erano convinti di un assaggio migliore rispetto ad un altro. Ho visto una platea anche molto attenta, Sì, si vedevano persone che erano venute qui, come ha detto lei, perché erano interessati al Sì, tema. chi e è non venuto tanto qua per- era perché era interessato, se no. Alberto, vorrei chiudere appunto sull'aspetto che ci ricordava Mauro Carosso, no? I dolci, la pasticceria. In realtà abbiamo avuto anche un ospite importante, perché dietro a questo c'è tutto un ragionamento, oltre che sui dolci abbinati ai passiti, anche sulla chicca finale del panettone, che in realtà è una cosa che sembra semplice, ma effettivamente è quello con cui si misurano tutti gli chef, proprio perché è un tema importante. Io a riguardo volevo ringraziare la pasticceria Desideria, ma soprattutto lo chef Stefano Stivella, che naturalmente ci ha raccontato come costruissi questi gioielli, questi dolcetti, e alla fine abbiamo voluto regalare a tutti i partecipanti questo panettone artigianale sempre costruito da Stefano, per farci gli auguri di Natale e augurare a tutti quanti un buon Natale e buone feste. Che è una tiratura limitata, perché Molto l'hai limitata, voluto tu. sì, molto limitata, panettone artigianale, panettone al fior d'arancio, abbinato a un fior d'arancio come finale, è stato giusto. Quindi non ci resta altro che augurare a tutti coloro che seguono l'AIS Veneto e la delegazione di Padova in particolare di continuare a seguire queste attività, perché ne sfornate una, vorrei dire, ogni giorno, perché solo una settimana fa eravamo qui con il professor Moio, quindi
fa parte del programma di delegazione che si mette in piedi ogni 6 mesi. Noi cerchiamo, perché non sempre si indovinano, ma cerchiamo di fare serate piacevoli, non stancanti, ma che abbiano appunto un senso. L'educazione al vino, l'educazione al mondo affascinante del vino, che è quello che ci intriga tutti i giorni.